sta? Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora evidentemente stasera non possiamo non parlare dell'elefante nella stanza, come direbbe Pierluigi Bersani, cioè della notizia che monopolizza dalla tarda mattinata di oggi tutti i siti e i giornali, non solo italiani, e cioè l'uscita lievemente scomposta, il virgolettato che lascia sbigottiti, e il conseguente oggettivo, un caso diplomatico che sia perso, di Donald Trump riferito alla nostra premier Giorgia Meloni, virgolettato rilasciato a un collega di La 7 durante una telefonata con l'aria che tira. Diciamo che non mi ricordo di precedenti presidenti americani che rispondono così al volo a giornalisti di altri paesi così senza intermediazioni. Può essere il bello di Donald Trump, in questo caso è il brutto evidentemente di Donald Trump. Mini premessa: la traduzione mandata è appunto una traduzione, non è stato mandato l'audio originale in inglese. Ci sarebbe una disputa, diciamo, lessicale sul fatto che Trump, riferito a Meloni, abbia detto mi ha fatto pena o mi sarebbe dispiaciuto, che in effetti è molto diverso, ma comunque la sostanza rimane diciamo irrituale e indifendibile. Ha detto infatti il presidente americano: come sta il vostro primo ministro? Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, riferito al G7 a Evian. Non ero obbligato a farlo. Mi ha implorato di fare una foto con lei, voleva così tanto una foto con me. Avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. Quest'ultima è la frase oggetto di, diciamo, una disputa sulla traduzione. Rimane il fatto che si impone con la forza dell'evidenza, non necessita nemmeno di essere più di tanto sottolineato, della come dire, involuzione, per usare un eufemismo, linguistica, in questo caso obiettivamente anche di lucidità, che manifesta il presidente americano, che come sapete incarna un'agenda politico-culturale che qui abbiamo più volte sostenuto, ma le due cose non sono collegate, diciamo. Da un po' ci sembra che quelli che erano dei valori aggiunti, cioè la sua allergia al diplomatichese, il suo cedere dalle liturgie bizantine, il suo comunicare dritto e spiazzante, rischi di diventare un disvalore. In questo caso l'ho diventato sicuramente, perché sta ormai prescindendo dal contenuto, da una ratio strategica che a lungo c'è stata anche in modo evidente, diciamo, nell'azione dell'amministrazione Trump, ma sembra ormai, come dire, un virtuosismo a volte addirittura contraddittorio, se non masochistico, se non insensato e indifendibile, come questo rivolto a Meloni. C'è stato un florilegio ovviamente di reazioni, perché poi i politici, se possono entrare nel ruolo delle agenzie del caso di giornata, figurati. La più sintetica, devo dire, e azzeccata ci sembra quella di Matteo Salvini, che ha detto: chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi, senza tante liturgie politichesi, è andato al punto. Che effettivamente c'è, anzitutto per un motivo di ABC istituzionale, diciamo, bisogna stigmatizzare questa uscita marziana del presidente americano all'aria che tira. E già, come dire, no, già riferirvelo in questi termini è surreale, tanto più dopo il contenuto che vi ho sviscerato. Per rintracciare un barlume però di senso politico e di prospettiva, ci viene da dire questo. Partiamo dal solito dato di fatto: tra 2 anni e mezzo Donald Trump non sarà più alla Casa Bianca per sopraggiunto limite di mandati. Primo fatto. Secondo fatto: il trumpismo come agenda politico-culturale sopravviverà a Trump, perché le sue radici nella società occidentale americana sono profonde. Noi diciamo anche per fortuna sopravviverà a Trump. E allora, per trovare una bussola politica, oltre la palese involuzione personale, linguistica, psicologica, non so come chiamarla, del presidente americano, bisogna guardare ai suoi lati. No? Bisogna guardare alle due figure apicali della sua amministrazione, quelle due veramente di spicco, e cioè al vicepresidente J.D. Vance e al segretario di Stato Marco Rubio. Ecco, se il trumpismo sopravviverà
coi loro volti, con le loro storie, sopravviverà il buono, diciamo, del trumpismo, peraltro nella sua complementarietà, nella sua complessità, perché Vance e Rubio incarnano le due facce, se volete, del trumpismo, ripeto, depurate dallo sbandamento recente del personaggio. Rubio incarna, se volete, anche la tradizione della destra americana, no? Viene dalla scuola neocon, è un figlio di immigrati cubani scappati dal regime comunista, quindi ha proprio come baricentro personale la differenza tra il mondo libero e le tirannie e le autocrazie, i totalitarismi. È da sempre un nemico irriducibile di Hamas, che ha sempre giustamente paragonato ai nazisti, è uno che ha chiaro in tutti i suoi aspetti la minaccia iraniana, è uno che ha chiaro ovviamente la minaccia di regimi come quello cubano, e ha chiaro la sfida epocale di fronte a cui sta il mondo libero, quella con la Cina. Se volete, il vero architetto del documento di strategia dell'amministrazione Trump, cioè di una nuova assertività dell'America, non più però come i vecchi neoconservatori dogmatici, ultra interventisti con guerre di massa in tutto il mondo, ma l'intervento selettivo, il presidio dell'emisfero occidentale dall'invasione cinese e la difesa dei propri valori, della propria tradizione, della propria cultura, anche rispetto a un'immigrazione di massa incontrollata che rischia di snaturare la suddetta cultura, la suddetta identità. Questo è Marco Rubio. Poi c'è J.D. Vance, che è l'altra grande faccia e l'altra grande causa remota del trumpismo, che voi trovate nel suo capolavoro letterario Elegia americana. Vance incarna la ribellione alla ideologia del globalismo, che è diventata la truffa della globalizzazione, che è diventata lo sdoganamento della concorrenza sleale di società non occidentali sull'Occidente, Cina comunista in primis, la desertificazione industriale. Il suo libro è un grande capolavoro sulla desertificazione anche antropologica, no? Della Rust Belt, sull'impoverimento esistenziale del ceto medio che si proletarizza, poi diventa proletariato bianco, no? Quindi il white trash additato dagli intellò delle due coste come proprio la volgarità residuale, no? Di un Occidente a cui bisogna abdicare. Invece Vance dice no, ripartiamo da qui, ripartiamo dalla vita reale, dall'economia reale, dalle ragioni del lavoratore americano e quindi anche europeo occidentale, che è stato preso in giro da questo globalismo acritico e masochista. Ecco, ebbene, se prendiamo la fotografia di Vance e Rubio e prendiamo il dato di fatto che sopravviveranno politicamente a Trump, ecco, lì c'è una bussola per la destra, anche europea, anche italiana, il centrodestra, anche europeo, anche italiano, per la battaglia culturale che va oltre gli sbandamenti personali, e che poi sarà uno o l'altro, è questione che riguarda l'elettorato americano, repubblicano in primis. Ma se archiviato Trump rimarrà quell'agenda rappresentata da Rubio e Vance, ci sentiremo molto più tranquilli. Grazie a tutti, a presto.